In onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Buongiorno Alessandra, a te la linea. Buon viaggio, canta Cesare Cremonini, qui ai microfoni di Radio Libertà. La Pasqua è appena trascorsa, oggi è martedì 7 aprile, ma aprile non dolce dormire. Aprile è il tempo di rimettersi in forma, di fare gite fuori porta, ma riusciremo a metterci davvero in viaggio con il salasso dei carburanti? Benvenuti cari amiche e amici di Radio Libertà a Pop Economia, siamo sempre in viaggio, sempre in onda con voi. Natalia, vuoi ricordarci il numero per scriverci e farci tutte le domande del caso? Non sento Natalia, io continuo allora. Scade l'ultimatum stanotte di Trump all'Iran. È caduta la linea, molto bene. Alessandra, Sì, eccoci. ci siamo. Ci siamo, benissimo. Allora, non è caduta la linea, il bello della diretta, e allora, mentre c'è l'ultimatum di Trump all'Iran, se così non sarà, io vi distruggerò in 4 ore. E mentre qui da noi, mentre Giorgia Meloni prepara le misure per l'energia, giovedì sarà in Parlamento, il diesel, udite udite, va oltre i 2,15 euro, un record storico in Italia, per la prima volta da marzo 2022, quando eravamo nel pieno dell'invasione russa all'Ucraina. Ci sono 3 aree, 3 regioni coinvolte in questo aumento esponenziale: la Calabria, la Lombardia e la provincia di Bolzano, che hanno superato quella soglia critica che fino a pochi mesi fa sembrava un film. Ovviamente tutto ciò è dovuto ai rincari e alla crisi di Hormuz. Professor Davide Tabarelli, so che lei è in viaggio e so che lei è in linea, il presidente di Nomis Energia. Benvenuto, lei sta facendo buon viaggio? Sì, molto buono, però mi sembra che i prezzi non siano poi così alti perché c'è un sacco di gente in giro. Ah sì, lei trova, ci sia molta gente. Oggi ci sono state molte confederazioni, molte associazioni di categoria che si sono lamentati delle poche presenze dei consumi. Lei invece riscontra un pieno di energia e di tutto esaurito? Sì. No, io vedo sempre alcune arterie importanti del traffico italiano che sono sempre piene, ecco. Ecco non qui. sono in grado di capire se più o meno rispetto agli anni passati, però adesso è ancora niente rispetto a quello che potremmo affrontare, di cui potremmo condizionare, aver bisogno in caso che si protragga questa crisi. Ecco, lei trova, professor Tabarelli, che questo che ho poco fa elencato di queste 3 aree, 3 regioni italiane, ne ripeto la Calabria, la Lombardia e la provincia di Bolzano, siano questi 3 casi isolati oppure si tratta di episodi che si potrebbero ripetere anche, diciamo, nel giro di poche ore? Cosa dobbiamo aspettarci? No, i prezzi aumenteranno perché è molto semplice, non è che io ho la palla di cristallo. Oggi i prezzi della materia prima sono nel mercato internazionale, sono saliti, domani si trasferiscono al consumo, perciò sarà una cosa generalizzata. E l'Italia va verso il lockdown energetico. È terrorismo questo che ci stanno così propinando? Pare che accada nel mese di maggio, non aprile, a maggio, quindi tra un mese. Cioè questa crisi, che ovviamente c'è, potrebbe portare illuminazione ridotta, targhe alterne, smart working. Come dobbiamo comportarci? Che cosa dobbiamo aspettarci da questo punto di vista? Allora, adesso preoccupati, i prezzi sotto 2,2 sono ancora relativamente bassi, siamo
sui livelli già raggiunti nel 22. Pertanto molta preoccupazione, prepararsi per il peggio, certo, poi speriamo che non accada, però sono queste le cose di cui avremo bisogno, di cui insomma l'elencazione è già stata fatta dall'International Energy Agency qualche giorno fa, dai nostri capi dell'energia, che è la Commissione. Nel breve termine non c'è molto da fare se non abbattere la domanda, l'unica arma che abbiamo noi per combattere contro questo blocco. Ecco, professore, stavo guardando la reazione delle borse dei mercati, ne parliamo ogni martedì qui in questa trasmissione, pare quasi siano assuefatte, cioè non c'è stato questo tracollo che si preconizzava, che si prevedeva. Perché secondo lei non ci credono le borse dei mercati che tutto questo si possa prolungare? Esatto, credono che duri poco, perché come le dicevo anche i prezzi del gasolio che sono alti, sono cresciuti, e anche quelli del petrolio che sono dei massimi da diversi anni, cioè da 4 dall'invasione dell'Ucraina, non sono triplicati come accadde negli anni 70. Allora il prezzo del petrolio aumentò prima di 3 volte, poi di 4. Ecco, noi adesso siamo vicini a un raddoppio, che non è poco. È come che i mercati credessero a quello che dice Trump, cioè che durerà poco questa cosa. Infatti, se guardiamo i prezzi dei futures, cioè queste scadenze, le previsioni per fine anno, inizio anno prossimo, sono dei valori di nuovo bassi, normali, come avevamo prima, cioè il gasolio equivarrebbe ad avere un gasolio di nuovo a 1,7, 1,8. Pertanto speriamo che abbiano ragione. In ogni caso in questo momento la speculazione sta agendo a favore dei consumatori, perché la tiene evidentemente bassa, ecco, questa speculazione che crede in una fine veloce della guerra. Ecco, per quanto riguarda, lei si è già pronunciato e l'ho visto, la tassa sugli extra profitti della quale tanto si parla, la tassa alle società energetiche. Lei pensa che sia una panacea, la risoluzione, o pensa che proprio non se ne possa parlare per niente? Ma no, innanzitutto neanche il governo, neanche chi l'ha fatto in passato ha mai pensato che fosse una soluzione ai problemi di carattere strutturale. Sono delle misure che aiutano, poi hanno secondo me dei controeffetti negativi, perché allontanano gli investimenti, che veramente è quello di cui abbiamo bisogno. Qua manca offerta e bisogna aumentare l'offerta. Se noi non aumentiamo l'offerta, solo che ci vorranno degli anni e magari o che siamo tutti morti nel lungo termine, come diceva Keynes, oppure arriverà dell'altra per la pace. Ecco. C'è questa grande confusione. Pertanto ricordiamoci che le tasse sulle imprese e sui profitti delle imprese esistono da sempre. Ricordiamoci che il decreto bollette del nostro governo le ha già aumentate. Ha già aumentato l'IRA per 2 anni. Imprese che sono molto arrabbiate, professore, lo ricordo, Ma lei lo sa molto bene. Giustamente, anche perché adesso in un momento di emergenza è come dar la colpa a loro di questa crisi, che non è proprio così. Poi loro non è che sono così candidi immortalate, cioè fanno un sacco di profitti, ma quello che dico sempre io, i profitti sono un segnale che c'è scarsità di capacità e i politici ne sono responsabili, che poi i politici li vadano anche a tassare i profitti che fanno perché non fanno fare impianti o chiudono le raffinerie, è assurdo. Allora, leggo qui dalle notizie di agenzie che si rimbalzano, si affastellano, una confusione regna sovrana, ma qualche certezza c'è. L'ultimo carico, non so se le torna, di cherosene per il vecchio continente, per noi quindi, arriva il 9 aprile e così la guerra in Iran rischia proprio di lasciare a terra migliaia di voli, no? Anche quest'estate, ma stiamo vedendo quello che sta succedendo in queste ore. Giorgia Meloni sarà giovedì in Parlamento sta preparando le misure per l'energia e riferirà. Professore, ecco, considerato che non riusciamo ad affrancarci dalla dipendenza dei prodotti petroliferi, e questo ce lo siamo detti tante volte con lei, e non riusciamo mai completamente a liberarci dai fossili, perché lo sappiamo, l'abbiamo detto, le rinnovabili non hanno poi quella capacità di sostituirli. Ecco, c'è qualcuno, per esempio anche Matteo Salvini lo ha detto molto chiaramente, dovremmo riaprire al gas russo. Lei pensa che questa sia un'ipotesi possibile? Ah, certo, è possibile. Io auspico che non vedo l'ora che torni la Russia, ma dobbiamo farlo quando sarà una democrazia, il che è un po' lontano. Se no, lui è stato l'unico strumento
contro la guerra e sarebbe un po' una sconfitta per l'Europa. Io chiedo poi la dimissione di tutta la Commissione, se lo facciamo, perché non l'abbiamo fatto subito, insomma. È una possibilità, insomma, per rispondere alla sua domanda, se la situazione butta male come potrebbe essere, sarà una soluzione da adottare. Ecco sì, perché noi abbiamo sentito anche molti sondaggisti, Alessandra Ghisleri, Noto, ma insomma gli italiani basta prendere un tram, fare una coda in macchina, fare dei biglietti aerei, ma insomma gli italiani noi italiani tutti siamo molto spaventati anche dal razionamento perché non siamo abituati, no? Sembra quasi un po' il post-lockdown quando ci siamo detti con lei varie cose proprio sul lockdown, noi siamo tutti spaventati. Come dobbiamo comportarci? Cosa dobbiamo aspettarci per questo razionamento? Sono le domande che più si rimbalzano in questi giorni, anche da parte e soprattutto degli ascoltatori. Guardi, noi non è che su posti esperti abbiamo chissà quale visione, sarà una cosa complicata, ecco, perché non è mai accaduta, anche negli anni 70 quando facevamo le taglie ferme e le austerity, le domeniche a piedi, sono state tutte misure che non hanno cambiato granché. Si farà qualcosa, a me piace, cioè non piace, non è bello da dire, occorre ricordare quello che abbiamo fatto nel 2020 con la pandemia, in questa tragedia che speriamo che non sia tale nelle prossime ore. Noi siamo temprati un po' dall'esperienza a livello globale della pandemia del 2020, quando si è stati a casa, abbiamo consumato meno, c'è stata recessione, poi dopo c'è stato un clamoroso rimbalzo positivo. Poi noi abbiamo avuto anche la crisi del 22, è come che fossimo un po' abituati. Vedremo, insomma, comunque sarà molto complicato. Le domande che si affastellano, che si rimbalzano sono queste: dobbiamo fare il pieno? Cosa dobbiamo aspettarci? Perché poi le tasche dei consumatori sono quelle che piangono e che parlano di più. Un consiglio su questo. Nelle prossime ore i prezzi aumenteranno, perciò sì, suggerisco di fare il pieno. E allora, io la lascio, lei può proseguire il suo viaggio, sicuramente lei avrà fatto il pieno, no professore? Io sono appena arrivato a casa, il pieno in realtà il serbatoio l'ho quasi svuotato. L'ha quasi svuotato. Allora, adesso sto a casa per qualche giorno, non lo utilizzo la macchina. Siamo tutti a casa allora dopo il Ponte Pasquale, riposiamo un po' e riscaldiamo i motori, anche quelli emotivi, no? Perché poi c'è molta emotività in tutto questo e anche tanta paura, che è un freno per noi consumatori ma anche per le imprese, no? La paura è una leva che può terrorizzare e può raffreddare tutti i motori, non trova? Certo, ma guardi, c'è un sacco di spreco in giro per il mondo, in Italia anche come in tutti i posti sviluppati. Un po' di dieta certamente in questa tragedia, speriamo che non accada, non ci farà male. Un po' di dieta. Bene prof, la ringrazio, sempre prezioso il suo contributo e l'aspetto presto qui a commentare le ultime news. A presto, grazie. A presto, grazie. Ci aggiorniamo tra pochissimo, aspettiamo Nino Sunzeri della Verità. Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano e che le stelle puoi guardarle solo da lontano? Ti aspetto dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Share the love, share the love, share the love, share the love. Share the love, share the love, share the love, share the love. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Ora è l'ora di Nino Sunzeri, giornalista della Verità e Panorama. Caro Nino, come sono andate le vacanze pasquali? Tranquille, sono stato
qui a casa in Sicilia, sono tornato dalla Sicilia. bene. Bene. Le tue? Bene. Ma le mie sono stata anch'io a casetta, ferma. Poco fa c'era il professor Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, non so se hai avuto modo di ascoltare, anche lui ha chiesto dove fosse stato, lui era in viaggio, stava tornando a casa e io sono stata a casa, tu sei stata a casa, lui torna dal suo viaggio e ci ha consigliato di fare un po' di dieta, no? La metafora per dire state un po' fermi dopo le vacanze pasquali. Lui ha visto molta gente in giro, ha detto che insomma ha visto molto giro, molto traffico, ora siamo un po' calmini, un po' fermi e soprattutto quello che consigliava è quello di fare il pieno perché è meglio farlo ora perché i prezzi possono risalire. Abbiamo commentato il prezzo del diesel che voglio rivedere con te, ricommentare con te e avrai visto, no? Il diesel oltre i 2,15 euro. Sei d'accordo con Tabarelli tu? Sì, diciamo che l'andamento di questo conflitto sta superando le previsioni più oscure, più nere, queste ultime minacce che ha fatto Trump un'oretta fa dicendo che vuole azzerare la civiltà iraniana. Sì. Si è presa la risposta dei Pasdaran che dicono che non daranno petrolio agli israeliani e americani per lungo tempo e che non resteranno a secco completo. E poi anche dice Tabarelli, Nino, dice manca l'offerta. Sei d'accordo su questo punto che manca l'offerta? Dice bisogna promuovere, produrre più offerta in questo momento. Sì, per carità, adesso l'OPEC l'altro ieri ha detto che continuerà ad alzare l'offerta, quindi io non vorrei sperare che non si debba arrivare a una interruzione delle forniture. Però sai, quasi il problema è soprattutto capire quanto c'è di vero e quanto c'è di propaganda nelle dichiarazioni che fanno Trump da una parte e i Pasdaran dall'altra. Tutto dipende da lì e tutto dipende da quanto, appunto, da chi molla per primo. Interessante capire. Sì, gli iraniani non sembrano avere intenzione di mollare, d'altronde loro sono abituati ormai da decenni a vivere in condizioni certamente difficili e quindi rendere ancora più difficili quelle condizioni insomma non è semplice, viceversa è molto più facile mettere noi nelle condizioni di difficoltà e nelle condizioni di mollare il colpo. Per Trump non può arrendersi, questo è evidente. Ormai è evidente che Trump non può arrendersi e in queste ore leggevo il retroscena anche dei giornali internazionali, più che retroscena le notizie, le fonti, pare ci siano due linee, Nino, no? Una linea quella durissima, come dici giustamente tu, Trump non può ovviamente arrendersi e di Donald Trump che dice una notte, vi lascio una notte e poi vi distruggerò l'ultimo degli ultimatum e poi ci sia un doppio binario, quello che sta promuovendo, quello che sta intrecciando, intessendo Vance, che dice la guerra finirà presto, quindi su questo doppio binario molto labile, molto fragile, molto delicato si gioca questa partita che dovrebbe essere la partita finale, perché dopo questo ultimatum non so più quale potrebbe essere il successivo, non trovi Nino? Quindi forse uno spazio per la mediazione a questo punto c'è, fatta salva la linea, come dici tu giustamente, di Donald Trump che deve essere quella dura, non mi posso arrendere a questo punto.
Ma sai, poco fa stavo leggendo sulle agenzie, i Pasdaran hanno detto che tutti i canali di comunicazione con gli americani si sono interrotti, quindi io francamente in questo momento, ma non solo io, vedo che il petrolio sta continuando a salire, le borse stanno cominciando a scendere in maniera apprezzabile, e francamente è difficile dire qual è la conclusione. A me, devo dire, fanno tanto sorridere queste dichiarazioni che vado vedendo dai 5 Stelle a quelli di AVS, cioè buona parte della sinistra che chiede alla diplomazia di mettersi al lavoro, ma nella diplomazia ci devono essere due che si parlano. Se neanche si parlano, non si capisce nemmeno da che parte possono cominciare i colloqui, la diplomazia, da quale punto la diplomazia si può mettere al lavoro. In questo momento vedono canali diplomatici aperti, perché nessuna delle due parti li vuole aprire, li hanno chiusi e al momento stanno chiusi. I tentativi di Vanza, le sue rassicurazioni, ti confesso, mi sembrano veramente più anche questi fatti di propaganda. Per fredare un po', insomma, per placare un po', per far capire che c'è uno spiraglio, insomma, per frenare la paura, dici tu, no? Sì, secondo me sì, cioè adesso sto guardando mentre parlo con te, sto guardando. Sì, aggiorniamoci qui di minuto in minuto, perché qui le cose si muovono e si affastellano di minuto in minuto. Sì, cosa dicono le agenzie? Guardiamocelo insieme, raccontiamole alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Sì, le condizioni tutte volgono al peggio. Certo, quello che sostengono i vecchi lupi di borsa, che gli acquisti bisogna farli mentre piovono le bombe, però francamente è difficile in questo momento andare a capire quale sarà il punto di caduta, il finale di partita. Adesso anche queste notizie per cui l'Ayatollah, il nuovo, il figlio dell'Ayatollah è molto malato, sta in clinica, in ospedale, non è cosciente, però anche questo si è visto che non è non vuol dire nulla, cioè la guerra è cominciata un mese e mezzo, 40 giorni fa, con la morte di Khamenei e con la condizione, e adesso sta continuando. Nino, senti, andiamo di nuovo sul ricasco delle nostre tasche. L'ultimo carico di cherosene, leggo anch'io qui dalle agenzie, per il vecchio continente, quindi per la vecchia Europa, arriva il 9 aprile, quindi siamo oggi al 6, al 7, anzi 8, 9, 2 giorni, e la guerra in Iran quindi rischia di lasciare a terra migliaia di voli. Stiamo vedendo cosa sta accadendo con i voli, ma anche per quest'estate. Poco fa, sempre a Davide Tabarelli, ho posto questa domanda, che credo sia musica un po' per il tuo giornale Panorama, che giorni fa ha fatto un titolo molto forte, considerato che Giorgia Meloni sarà giovedì in Parlamento e sta preparando, come ben sai, le misure per l'energia. Considerato che non riusciamo, ormai è dato di fatto, ad affrancarci, non siamo riusciti ad affrancarci dalla dipendenza dei prodotti petroliferi e non ci libereremo mai e poi mai, a quanto sembra, completamente dai fossili, perché le rinnovabili non hanno questa capacità di sostituirli. Ho chiesto a Davide Tabarelli: potrebbe essere giusto a questo punto, visto che siamo completamente, diciamolo pure, alla canna del gas, riaprire al gas russo?
perché c'è di mezzo Putin, lo sappiamo, ma il gas russo a noi serve, ci è sempre servito, l'abbiamo sempre utilizzato. Lui mi ha risposto, sì, certo che potrebbe essere una giusta, corretta ipotesi, però a guerra finita, perché a questo punto come possiamo noi rivolgerci a Putin, visto che siamo andati sempre contro Putin, no? Ci siamo messi di contro per questa ingiusta guerra Ucraina-Russia. Ecco qui, questa è stata la risposta. Ti rimbalzo a te. Ma io credo che Tabarelli abbia ragione, nel senso che probabilmente potrebbe anche essere una buona idea riaprire, però anche lì l'investimento di capitale politico che l'Europa nel suo complesso ha fatto a difesa dell'Ucraina e contro la Russia, mi viene in mente quello che disse a suo tempo Draghi, dice se noi preferivamo avere un po' più di aria condizionata. Il condizionatore, è vero. E siamo sempre lì, anzi siamo sempre di più lì, cioè siamo sempre out, siamo sempre sul filo, dici tu, alla fine non è cambiato niente, proprio quello che dicevamo prima, dopo il lockdown, con il lockdown per il Covid, dopo e durante non è cambiato niente da allora, vero? Mi stai dicendo questo? Sì, praticamente sì, non è cambiato moltissimo. L'investimento politico che è stato fatto soprattutto dall'Europa nell'appoggiare l'Ucraina e quindi ostacolare la Russia in tutti i modi è stato enorme. Fare un passo indietro, tenuto conto che poi la classe dirigente europea è sempre la stessa, lo vedo estremamente difficile, anche perché a quel punto lì, se andiamo noi col cappello in mano a chiedere a Putin di ridarci il suo gas, credo che anche Putin a questo punto, sentendo l'odore del sangue della vittoria, chiederebbe condizioni estremamente onerose e difficilmente accettabili sul piano politico da noi europei. Sarebbe un'umiliazione, credo troppo cocente, troppo non possibile, non ammissibile. Tu parli di vecchia classe europea, ce lo siamo detti molte volte qui. A proposito di vecchia classe europea, Giorgetti propone e Bruxelles frena, cioè c'è questa proposta, l'Italia e altri 4 paesi europei chiedono alla Commissione europea di introdurre una nuova imposta sui profitti straordinari delle compagnie energetiche. E però non c'è molto entusiasmo da parte dell'Europa su questo. Palazzo Berlaymont infatti risponde con molto scetticismo, mentre le imprese che sono arrabbiatissime, l'abbiamo detto con te la volta scorsa, Confindustria è molto arrabbiata, dice ma qui è una questione di fiducia, ragazzi, perché noi abbiamo detto che dovevamo aver questo da voi, ci siamo basati sulla fiducia, vi abbiamo dato fiducia, ma la fiducia è stata tradita. E allora come la mettiamo? Poi c'è stato un incontro al Mimit settimana scorsa, prima di Pasqua, un po' di pace è stata fatta, ma insomma c'è un bel po' diciamo di rabbia da parte delle imprese, e le imprese appunto si preparano ad una nuova battaglia, infatti leggo qui con Palazzo Chigi, quindi per Giorgia Meloni è un momento veramente molto molto delicato. Sugli extra profitti e questa ipotesi dei paesi europei, compresa l'Italia, cosa pensi? Guarda, abbiamo un minuto. Gli extra profitti non esistono, cioè esistono i profitti ed esistono le perdite. Quando le cose vanno bene Ottimo Nino, mi piace ripeterlo, esistono i profitti ed esistono le perdite, e hai detto tutto già su questo, prego, continua pure. Cioè, gli extra profitti non esistono, dopodiché si può chiedere ma alle imprese, tieni anche conto di un'altra cosa, che la quasi totalità delle imprese che
che si occupano di energia in Italia, Eni, Enel e tutte le municipalizzate, sono in gran parte, cioè sono praticamente tutte di proprietà pubblica. Quindi delle due l'una, o gli imponi una tassa straordinaria e quindi tu Stato nel suo complesso rinunci a un po' di dividendi, oppure quella che secondo me è la strada più semplice, meno onerosa e che fa tutti contenti, è che sui prossimi bilanci tutte queste società, essendo tutte a controllo pubblico, alzino in maniera significativa i dividendi. Certo, il problema è che tu di questa tassa straordinaria ne avresti bisogno subito. I dividendi che arriveranno, diciamo, nella migliore, cioè l'anno prossimo, oppure nel caso di distribuzioni straordinarie, diciamo dalla seconda metà nel 2026 e poi nel 2027. Però non è, insomma, tu l'hai visto si è visto con le banche, alla fine insomma, gli è stato chiesto non più una tassa sugli extra profitti, però insomma si è fatta una trattativa. Sistema, quindi c'è stato un fallimento, quindi sarebbe un fallimento, sarebbe un flop, mi stai dicendo, no? Perché, come hai ben detto, non esistono gli extra profitti, lo ha spiegato chiaramente. Ho riassunto bene, Nino, siamo oltre i tempi. Perché la verità costa cara, la verità ha un prezzo e quindi è bello anche parlare e andare oltre, però oltre non possiamo andare perché sono le 16:32, ho il secondo blocco. Io ti ringrazio sempre per le tue lucide e super competenti spiegazioni e ti aspetto, ormai sei di casa, una presenza fondamentale qui. Grazie a Nino Sunzeri, La Verità e Panorama. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. A presto, a presto. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Rumore. Che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva 1000 donne in sé. Cantava Help e Ticket to Ride. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Ragazzo che come me, grazie cara Natalia, ha tante voci di artisti importantissimi, Morandi, e c'è Giovanotti, ma tanti, un pezzo, un classico cantato a più voci. E Natalia, vuoi ripeterci, non abbiamo potuto farlo nelle prime battute, il numero per scriverci, anche se ci scrivete ora che siamo nel secondo blocco, parliamo di geopolitica, politica internazionale, ma volete farci domande di economia reale, proprio economia, le riprenderò la volta prossima e le ricommenteremo, le ribatteremo insieme. Vai Natalia. Il numero per i messaggi WhatsApp è il 340 670 9659. Grazie mia cara. E allora Davide Zeboloni è in collegamento da Israele. Abbiamo recuperato il collegamento della volta scorsa. Davide, ci sei? Ci sono, ben ritrovata.
Ma Ciao che Alessandro, bello ascoltarti, che bello sentire la tua voce. Ce la facciamo, eh? Noi teniamo duro e ce ce la la facciamo, ce facciamo. la facciamo. Ok, allora la tua voce è sempre importante, lucida da Israele, giornalista, lo ricordo, di Macaulay Sean, e che collabori con molte importanti testate, anche con Libero Quotidiano. E allora Davide, che cosa sta succedendo? La Pasqua non ha portato per niente bene, perché tra veti incrociati sul negoziato e Trump, l'ultima minaccia di Trump, lo commentavo prima, quindi non sul serio, una notte, e Iran, Dio vi distruggerò, dice Trump, distruggerò questa civiltà millenaria, io vi distruggerò se voi non accetterete questo ultimatum. Poi stavo leggendo molte notizie anche riportate dal Financial Times, da giornali internazionali, ci sarebbe questo doppio binario, vediamo se tu puoi confermarmelo, il binario Trump che, come dicevamo con Nino Sonseri, ovviamente Trump ora non può tornare indietro, deve andare a tutta, deve comunque portare la sua linea, che poi è anche quella di Netanyahu, ma c'è quell'altro binario che è aperto da Vance, che poco fa infatti ha detto, anche nei giorni scorsi, ma no, c'è la guerra che finirà presto, e questo potrebbe essere il binario aperto, la strada aperta per questo negoziato che si dice che in realtà ci sia, e noi vogliamo credere che ci sia. Tu che cosa sai, che notizie di prima mano hai, e poi voglio commentare cosa sta succedendo lì, esattamente lì dove ti trovi tu, a Israele. Allora, diciamo che J.D. Vance e Trump ormai hanno definito i loro ruoli. J.D. Vance è un po' il poliziotto buono e Trump invece è il poliziotto cattivo. Trump è quello che minaccia, J.D. Vance è colui invece che rassicura. Più e più volte abbiamo commentato insieme il personaggio politico che è Trump, dicendo di lui che è un'incognita, ovvero è imprevedibile. Trump spesso minaccia con la speranza o l'intenzione di fungere da deterrente, talvolta invece minaccia con una sincera intenzione di attaccare, e non sappiamo questa volta se effettivamente è una minaccia volta a spaventare il regime e a spingerlo ad agire così come vorrebbe Trump, o se Trump ha sincere intenzioni di attaccare. È una cosa che ancora non possiamo sapere. La storia ci insegna che non esiste una linea precisa secondo la quale Trump agisce. Quindi anche in questo caso non possiamo prevedere cosa accadrà effettivamente questa notte. Sappiamo che le intenzioni di Trump, così come quelle di J.D. Vance, anche se enunciate in modo un po' più forte, sono quelle di concludere questa guerra quanto prima, una guerra che non porta bene all'economia americana internazionale. Sappiamo quanto questo tema sia importante e centrale nella politica interna di Trump, così che nel suo interesse concludere lo scontro bellico al più presto. Tuttavia vuole concluderlo con una vittoria che lui possa definire tale. Che cosa sta succedendo in Israele? Allora, intanto leggo qui, Iran dice così: la sinagoga di Teheran viene distrutta mentre USA e Israele continuano gli attacchi, cioè è stata distrutta la sinagoga di Teheran, e questa è una notizia. E poi lì invece in Israele? In Israele vige un'atmosfera di routine tesa. Siamo in guerra. Israele è in guerra, è innegabile. Le sirene suonano con una certa frequenza e gli israeliani si recano con altrettanta frequenza nei bunker cercando salvezza. Tuttavia Israele è ormai trascinata da questo punto di vista alla realtà di guerra, cerca comunque di mantenere una certa routine. Hai citato la Pasqua, anche in Israele è il periodo del Pesach, la festività che corrisponde alla Pasqua, quindi si cerca di festeggiare il periodo, si cerca di mantenere l'economia aperta, si cerca abbiamo parlato di due binari, anche in questo caso di mantenere due binari aperti, il binario dell'offensiva e della difensiva, che possa in qualche modo garantire la sicurezza degli israeliani, e dall'altra parte una sorta di routine fragile, ma che esiste e persiste. Allora David, altra notizia: Israele bombarda 2 poli petroliferi nel pieno dei negoziati. Trump ha accusato Teheran, ma si dice qui in un pezzo che ho letto molto attentamente, che non sto qui a ripetere perché è davvero molto lungo, ma in sostanza si dice che ad ostacolare questa tregua è ancora Netanyahu. È così?
Qual è la notizia di tutto questo dal tuo punto di vista? Allora, come avevamo anche ricordato in passato, Trump e Netanyahu sono allineati, sì, ma non sono perfettamente sincronizzati, perlomeno in quelle che sono le loro intenzioni e i loro obiettivi di guerra. L'obiettivo di guerra di Netanyahu è quello di rendere il regime inoffensivo, così da impedire di finanziare tutti quei proxy, tutti quei sulle braccia terroristiche che sono in Medio Oriente, Hezbollah, Houthi, Hamas, così da garantire la sicurezza locale, e in uno scenario invece più idilliaco o perlomeno ideale quello di far crollare questo regime. Trump si accontenterebbe di una vittoria parziale, una vittoria che prevede un cambio di leadership, non necessariamente una leadership che pratica o predica la democrazia, ma che non sia comunque la stessa leadership attuale. Si accontenterebbe di indebolire l'Iran, non di sconfiggerlo, ecco. E per questo motivo Netanyahu spinge di più rispetto a Trump, anche perché la posta in gioco è più alta per Israele, parliamo appunto di sicurezza nazionale, e spinge di più rispetto a Trump. Non credo che si possa dire che ostacola quelli che sono i negoziati, ma sicuramente spinge affinché l'offensiva israelo-americana sia più incisiva, più duratura e più importante. C'è anche questa notizia che commentavamo sempre con Nino Sunseri: Khamenei sarebbe in stato di incoscienza, non sappiamo quanto ci sia di propaganda, quanto ci sia di vero, ma la notizia è che la guerra sta continuando, Khamenei o non Khamenei in stato di incoscienza. E poi c'è la notizia che ha fatto anche molto impressione: Teheran invita i giovani a formare catene umane intorno alle centrali. Ecco, su questo qual è la reazione dei giovani lì in Israele? Sì, il regime punta sempre su ciò che fa leva sulla coscienza israeliana, sullo spirito israeliano, che da sempre si pone come obiettivo quello di sconfiggere i propri avversari, cercando di recare quanto meno danno alla popolazione civile. E con questo monito, con questo richiamo e questo appello da parte del regime, ecco che il regime spera, con o senza Khamenei. Khamenei in questo momento è un personaggio più rappresentativo, di facciata, simbolico, che effettivamente operativo. Quindi con o senza Khamenei cerca di applicare guerre che non siano meramente militari, belliche, ma che rientrano anche un po' in quella che è la psicologia di guerra, la scienza, l'etica, le tematiche che sono cruciali in questo periodo storico, soprattutto quando parliamo di Israele. È un appello che è stato ampiamente discusso in Israele, e come sempre torniamo alla metafora dei due binari. Anche in questo caso vi è la coscienza e dall'altra parte vi è il bisogno di sconfiggere questo regime. Ecco, da analista, da giornalista, da osservatore, ma anche da uomo, da persona, sta facendo comunque molta impressione questa ultima dichiarazione di Trump. Ne fa tante Trump, lo sappiamo, ma stanotte morirà un'intera civiltà per sempre. Questo dovrei dire che è l'ultimatum degli ultimatum, perché dopo questo, Davide, non so che cosa potrebbe esserci. Ti chiedo che cosa può succedere se l'Iran non arretra, come non vuole arretrare. E in quello scenario Trump avrebbe commesso un autogol importante, perché non volendo realmente, non potendo anche tecnicamente realizzare questa minaccia, questo ultimatum, dimostrerebbe di aver parlato a vuoto, di aver minacciato a vuoto, di aver promesso cose che non può mantenere, così tutta la sua forza deterrente verrebbe a mancare. Diciamo che Trump ha goduto sin dall'inizio del beneficio della parola, così come monito effettivo di minaccia, di cosa che può realizzarsi, anzi si realizzerà certamente. Trump ha sempre garantito che le sue minacce non sono sterili, ma sono sempre frutto di un'intenzione vera e sincera. Si è sempre contrapposto a Biden da questo punto di vista, o ad altri leader che secondo lui
minacciavano senza avere le intenzioni o le capacità di poter mettere in pratica ciò che di fatto minacciavano di fare. Ciò che di fatto minacciavano. In questo caso Trump commetterebbe un errore importante, perché dimostrerebbe di aver minacciato a vuoto sostanzialmente. Certo, perché dopo un ultimatum così non so più cosa potrebbe esserci, no? Ne ha fatti tanti, ma questo tipo di tono comunque fa molta impressione e quindi spaventa un po' tutti noi, tutto il mondo. Allora David, ti ringrazio, sono le 16:46, sono davvero contenta di questo collegamento che è filato liscio, noi siamo in diretta, questo è il bello della diretta, mai il brutto, anche quando ci sono difficoltà noi non arretriamo, andiamo avanti perché le difficoltà sono alte, il brutto è la guerra e noi tutti speriamo in una pace, ma non so fino a che punto a questo punto possiamo contarci. Stai lì, stai con noi, rimani sempre vicino a noi, perché ti chiamerò prestissimo, anche prossimamente, per commentare le ultime, visto che tutto è in divenire. Grazie a Davide Zebuloni, grazie davvero. A vostra disposizione, grazie a voi. Grazie. E andiamo a chiamare il nostro analista, il professor Petricone. Intanto Natalia ci mette su uno stacco musicale. Oh Lady Jane, oh yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in A te la linea, Alessandra. Professor Petricone, analista politico, lo conoscete ormai, una voce amica di questa trasmissione, di questa radio, docente LUMSA, sociologo fenomeni politici e giuridici. Come sta, professore? Buon pomeriggio, bene, abbastanza bene, Eccoci, malgrado questa situazione. Oggi tutto fila liscio, sono le 16:47, siamo con lei e vorremmo fare il punto. La coda è sempre quella più lunga, si dice, no? Ma la chiosa finale è quella più importante. Tante cose sono state dette, è venuto qui, è stato qui con noi, si è collegato il professor Davide Tabarelli, abbiamo parlato di crisi energetica, il professor diceva gli extra profitti non servono molto, tesi confermata da Nino Sunseri, bisogna potenziare sempre di più l'offerta, e dice sì, certo il gas russo è una opportunità, però sempre a guerra finita, perché altrimenti non possiamo fare certo la figura del gambero. E poi la preoccupazione è quella del diesel e delle scorte, stiamo vedendo il diesel che aumenta sempre di più, le scorte e i voli per quest'estate, ma quello che sta succedendo sul fronte dei voli, lei lo sta vedendo sicuramente. E poi, professore, questo doppio binario, ho chiesto a tutti i miei ospiti e lo chiedo in particolare a lei che è attentissimo osservatore, questo doppio binario, da una parte Donald Trump che non può certo tornare indietro e fa l'ultimatum degli ultimatum, perché che cosa dice Trump? Una notte, vi do una notte e poi in 4 ore vi distruggo, non c'è più niente da fare. D'altra parte Vance, l'oltranzista Vance, ma guarda un po' che cosa succede, ve lo vedete voi, Vance che dice no, attenzione, c'è un corridoio da percorrere, fa capire, fa percepire con le sue parole, dice così, la pace sì, cerchiamo di lavorare ad una tregua, perché la guerra in realtà sta per finire. 2 dichiarazioni completamente opposte che ci fanno capire che c'è questo doppio binario ovviamente da percorrere. Qual è il punto dove ci si può infilare, professore? Ecco, la domanda è questa: c'è questo varco, è reale secondo lei? Ma guardi, io credo che in realtà siano 2 facce della stessa medaglia e che non ci sia un'alterità tra l'una e l'altra, nel senso che sia Trump che Vance parlano al proprio interno, cercando di coprire quelli che sono tutti gli umori in questo contesto, dove Trump inneggia all'America First, che non lascerà mai nessuno dei suoi soldati indietro, l'abbiamo visto nella conferenza di ieri, ha usato toni da Trump, che non potrebbe fare altrimenti, sa anche, come lui si è definito ieri, che
essendo un businessman principalmente, che non può lasciare scoperta quella parte invece di elettorato moderato che si appresta da qui a pochi mesi a dover in qualche modo fronteggiare, dover in qualche modo anche catturare e convincere. Quindi Vance fa parte della stessa squadra, tanto lo fa che tra pochi giorni, in queste ore, si recherà proprio a Budapest per incontrare il candidato, diciamo, Orban per le prossime elezioni e dargli il sostegno. Il suo rivale Magyar ha anche già dimostrato, diciamo, tutta la sua perplessità e diciamo, è un po' irriso questa tecnica, dandolo appunto come perdente, per cui da una parte Orban dichiara di essere disposto a tutto e al servizio di Putin letteralmente, dall'altra Vance va lì da lui e quindi cerca in qualche modo di mantenere uniti i due estremi. Ecco, professore, non le sarà sfuggita l'intervista che il ministro della difesa Crosetto ha rilasciato al Corriere della Sera questa mattina, dove c'è una linea completamente diversa. Crosetto dice con molta nettezza, per la prima volta, il rischio di questo conflitto è la follia e all'opposizione dice serve sì maturità, e però dice certo Trump ammette dovrebbe avere collaboratori più coraggiosi, un problema è che nessuno di loro osa contraddirlo, e poi parla dello spettro del nucleare e quindi dice che cosa possiamo fare noi, dobbiamo avere dialogo, dobbiamo avere attività diplomatica. Trump ha l'agenda dettata dalla volontà di vincere in fretta, molto in fretta, anche perché poi dovrà confrontarsi con le elezioni di midterm, cioè è una linea che è completamente diversa da quella precedente, diciamolo pure, e che esterna le preoccupazioni che sono del governo italiano, le preoccupazioni reali, e poi c'è questa minaccia del nucleare, dice non voglio neanche parlarne. Ecco, come giudica, come valuta queste dichiarazioni del ministro della difesa, che poi dice elezioni anticipate in questo momento, lo dico anche per gli ascoltatori, certo non possiamo permetterci tutto questo, siamo in pieno della crisi. Voglio un suo parere. Ma io non sono in grado di entrare nel merito delle dichiarazioni diciamo che emergono da questa intervista. Posso dire, riferimento a Trump, sul fatto che non ci siano come dire, interlocutori del suo staff che lo contraddicano e che non intendano farlo, che in realtà l'impressione che io personalmente ho avuto ieri durante la conferenza stampa è che, ripeto, essendo un uomo d'affari, come lui si definisce, non desidera avere intorno a sé yes men, perché come sappiamo gli uomini d'affari vogliono intorno a sé persone che sappiano e conoscano le problematiche meglio di se stessi e possano dare risposte per raggiungere i suoi obiettivi. Trump ha degli obiettivi da raggiungere che ha dichiarato ormai da oltre 2 anni, quando ha iniziato le primarie nel 24 per diventare presidente degli Stati Uniti. E per esempio ieri, quando lui parlava al suo generale dicendogli quanti uomini abbiamo sul territorio, il generale gli ha risposto io amerei non dirlo perché è un dato segreto, e Trump ovviamente si è messo a sorridere perché ha dato riscontro a questa sua preparazione, a questa capacità. Cioè Trump si muove in una logica diversa dalla logica che probabilmente si è abituati. Ha delle reazioni anche nel contesto per esempio iraniano. Adesso il presidente dell'Iran ha pubblicato un post dichiarando che ci sono 14 milioni di iraniani disposti a sacrificare la propria vita, e sono postate su X tutta una serie di fotografie di lunghe bandiere di iraniani che sono una a fianco dell'altra sui ponti che Trump ha minacciato di bombardare. Quindi in questo momento la situazione è molto delicata e ogni diciamo, fase che si avvicina all'ultimatum, perché lui ha dichiarato che si sta per scomparire una civiltà, diciamo che mancano poche ore di fatto all'ultimatum delle 8 di sera, e quindi in qualche modo bisogna capire quello che succederà. Ed è un ultimatum che fa un po' impressione, questo ultimatum, perché dopo di questo, lo ripeto, cosa potrà mai esserci? Dopo che il presidente degli Stati Uniti dice distruggerà un'intera civiltà, non credo che Trump potrà andare oltre, non crede? Quindi questo ultimatum effettivamente, con il quale hanno aperto tutti i TG nazionali, insomma fa un pochino riflettere, no? Dopo di questo cosa può esserci?
È anche vero però che Trump ci ha abituato in questo anno e mezzo di presidenza a dare delle dichiarazioni roboanti e poi a ridurre i tempi degli ultimatum, a ridurre i dazi dopo averli innalzati, a sospenderli. Quindi insomma, io sarei molto cauto. Spero naturalmente che poi l'aspettativa sia quella di una soluzione il più possibile pacifica. Sicuramente Trump non si aspettava questa solida reazione e strategia dell'Iran, che in questo momento obiettivamente sembra metterlo in difficoltà. Ecco, e la difficoltà anche qui, da noi in Italia, Giorgia Meloni, lo dicevo anche prima, lo ribadisco, sarà giovedì a riferire anche a preparare l'ultimo pacchetto per l'energia. E d'altra parte il momento è molto critico e più di questo, come ci dicono tutti gli analisti economici, non si può fare, la coperta è sempre più corta e le condizioni sono molto difficili. Non trova, professore, lei come vede questo impatto anche così sul governo italiano? Ma io vedo intanto quello che viene indicato dalle notizie che abbiamo appunto da tutti i mezzi di comunicazione, per esempio su alcune situazioni di attenzione in aeroporti del nostro paese, quindi sappiamo che ci sono anche dei prezzi alla pompa sulle autostrade che hanno portato un aumento del diesel in particolare. Sicuramente è un momento che coinvolge tutta l'Unione Europea, non soltanto il nostro paese, che ne è uno Stato membro, uno Stato fondatore e che si deve muovere in coordinamento con quanto verrà deciso dall'Unione Europea. Bene, professor Petricone, sono le 16:57, ho un fuori onda tra poco. Io intanto la saluto, la ringrazio moltissimo e credo che dovremo risentirci molto presto, sarà un piacere per noi, ma di tutti questi mali, di tutti questi affastellamenti dobbiamo parlare con persone competenti e lei senz'altro lo è e ci dà molta contezza di quello che sta succedendo. Grazie e a presto. Grazie a voi, a presto, buon pomeriggio. E allora c'è un fuori onda, Natalia, dammi 4 minuti, credo che siamo un po' in ritardo ma spero di farcela, perché abbiamo lasciato il professor Petricone che è professore dell'Università LUMSS e quindi insegna ai più grandi. Quanto ci costa la guerra economicamente? Lo vediamo, cari amiche e amici di Pop Economia Rumore, Radio Libertà tutti i giorni, ne parliamo nella prima fascia, il diesel, la benzina, il lockdown energetico, questa parola ci spaventa, ci opprime davvero, e lo shock energetico, non facciamo terrorismo ma riprendiamo che è i ricaschi per le nostre tasche, per i consumi, tutto quello che noi dobbiamo comprare con il carrello, dobbiamo fare i conti con il carrello della spesa, lo vediamo tutti i martedì con le associazioni dei consumatori, il governo che deve ricorrere a misure limite e quanto ci costa la guerra emotivamente, quanto costa la guerra emotivamente ai più piccoli. C'è un poeta, uno scrittore, un poeta importantissimo, si chiama Gianni Rodari e si studiano le poesie di Gianni Rodari alle scuole elementari. Io ho qui vicino a me una bimba di 8 anni, Adele, terza elementare, che vuole dedicare a tutti voi di Radio Libertà, amici di Pop Economia Rumore, una poesia. Il titolo è La pace. Passo a lei le mie cuffie, anche se è un po' lontano, vi prego di ascoltarla e chiudiamo così. Vai Adele. La pace. Ci sono cose da fare ogni giorno. Lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte. Chiudere gli occhi, dormire, aver sogni da sognare, le orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra. E vi lascio così oggi, cari amiche e amici miei, e ci sentiamo martedì prossimo se vorrete. Ciao, un abbraccio e a martedì. Avete ascoltato Pop Economia.